Che? Non bloccare? Perché? Ci sono io. Ah, certo, non possiamo parlare. E dove ti vuoi mettere? Che noi ci mettiamo. Ci mettiamo qua, vabbè. Certo, Ci noi- spostiamo. Noi siamo delle mamme ultra. Noi urliamo, cioè loro urlano. Siamo calorose. Siamo calorose quando parliamo. Dopo ci spostiamo, ragazzi. Ci metto io. Sì, mettetevi voi uomini che non parlate. Siamo noi donne che siamo più. No, diretta. Buon pomeriggio da parte di Federico Serio, bentornati qui al centro sportivo di Terrasini. Siamo pronti per la partita di eccellenza che vedrà affrontarsi Partinico Dace contro San Giorgio Piana. Due squadre che hanno una classifica totalmente differente. San Giorgio Piana che nelle parti alte della classifica cerca 3 punti importanti per agguantare la vetta della classifica, mentre Partinico Dace che cerca punti salvezza, deve assolutamente vincere questa partita per se vuole almeno staccare un po' la zona bassa della classifica. Adesso vediamo subito squadre che si schierano in mezzo al campo, pronte per dare il consueto saluto. I tifosi che oggi sono in tanti qui a seguire la partita. Non sono solo, ci sono anche tanti tifosi di entrambe le squadre pronti a sostenere entrambe le squadre. Io ringrazio comunque tutti coloro che ci stanno seguendo su YouTube del nostro canale Sport Sicily. Adesso siamo pronti per il consueto saluto e io ne approfitto per andare a una rapida lettura delle formazioni da una parte e dall'altra, partendo ovviamente dalla scuola di casa che si schiera con Cascione, Barbara, Miceli, Palazzolo, Cinà, Filippi, Pitone, Polizzi, Maniscalco, Cacicia, Ganci, e poi abbiamo in panchina diversi uomini pronti a subentrare, mentre dall'altra parte abbiamo per il San Giorgio Piano abbiamo Sisè in porta, Manno, Tricoli, Chinnici, Dulisca, Risi, Pane Bianco, Corso, Maltese, Pace, Di Fatta e Motta, con anche 8 innesti pronti a subentrare dalla panchina. Si prospetta una partita molto molto divertente tra due squadre che sicuramente sapranno farci divertire. Partinico Dace in consueta maglia verde, pronto a farsi la foto di squadra da parte San Giorgio Piano con maglia nera rossa. Ci sono la carica, entrambe le squadre sono pronte per affrontare questa partita che, come già detto in precedenza, è importante sia da una parte sia dall'altra, perché è una partita che può regalare punti, salvezza da una parte, punti per agguantare la vetta dall'altra. Adesso noi però ci muteremo per un minuto per un minuto di silenzio che danno i direttori di gara. Siamo pronti per iniziare. Aspettiamo solamente il fischio di inizio da parte del direttore di gara e poi si potrà partire con questa bellissima partita.
Si parte adesso con possesso palla Partinico Dace, che ricomincia da dietro a impostare dalla difesa. Adesso palla allargata, adesso c'è la palla profonda a cercare un compagno in profondità che vuole lottare, vuole conquistare il pallone. Poi la palla finisce dalle parti di Sisè, che può controllare il pallone e imposta i suoi e allarga subito la Tricoli. Alza la testa, si appoggia basso, Tricoli va dal 6, va da Scalisi che torna dal proprio di centrale per impostare. Subito a palla larga. Si sale, palla al piede, c'è questa palla profonda a cercare il movimento dell'attaccante. Palla raggiunta, la raccoglie Polizzi che prende un fallo, prende un calciere in mezzo al campo. Guadagna fallo dopo appena 40 secondi di partita. C'è subito la punizione battuta profonda dall'altra parte. Una buona palla, deve saltare. Qui Ganci non presa la palla, poi mette ordine e si ricomincia da dietro. Ancora Scalisi, riceve il pallone, ricomincia ancora dal proprio difensore centrale che sale palla al piede, vuole i compagni da servire, allarga tutto. Si torna ancora dietro. Si passa per le vie centrali, si passa a giocare da Pace che torna ancora indietro, ancora palla larga. La palla è profonda, una buona idea, palla però troppo profonda, si spegne Pace tra le braccia di Cascione che la fa sua. Baile numero 1 si appoggia, adesso la Fili che alza la testa e gira largo. Palla profonda, adesso cercare in profondità un compagno, palla raccolta dalla difesa, palla si impende in mezzo al campo, raccolta qui da Pipitone che sale palla al piede, vuole allargare il pallone dove non c'è nessuno, c'è solamente il controllo del laterale esterno del San Giotopiano, poi Polizzi protegge palla, conquista un altro fallo in mezzo al campo e fa salire i suoi. Palazzolo allarga il pallone a dove non c'è però nessuno, c'è solo Sisè che esce in presa sicura, la fa sua e gioca subito da Scalisi. Baile numero 6, allarga il pallone. Ancora Scalisi, va da Tricoli. D'esterno trova bene un compagno lo smarcato e lo serve. C'è la finta, la terza di corso, poi torna ancora da Tricoli. Si passa da Duli che allarga adesso tutto. Palla profonda, bello qui il tocco di prima, la palla non passa, deve proteggere quel pallone, sale palla a piede, se ne porta due a spasso, c'è l'intervento della Firenziani di Miceli che ruba il pallone e fa ripartire subito l'azione dei suoi con il possesso palla, deve lottare qui il numero 10 con questa fallo, Sottino Sanzinolo con questa niente che così continua a giocare, poi gesto di sportività, c'è rimasto un giocatore a terra, qui Maniscal che aveva lottato per conquistare questo possesso di palla, poi è rimasto a terra un suo compagno e quindi si riprenderà con rimessa per Partinico. Ci deve essere un intervento per Miceli che poc'anzi ha fatto un intervento provvidenziale a salvare un'azione costo costi di Pace che si era immolato nella difesa avversaria, poi stava per calciare, è stato provvidenziale il numero 3 con la sua scivolata a mandare la palla avanti e poi nel modo di scivolare penso abbia preso un colpo sicuramente fortuito ma che fa male. Si riprende a giocare, Miceli comunque costretto a uscire per qualche secondo. Si ripartirà con ovviamente palla scodellata alle San Giorgio Piano, gesto di fair play. Adesso c'è Sisè, capitano che la raccoglie e va a largo da Duli che si orienta e guarda avanti. Si era staccata adesso Corso che ricomincia ancora proprio centrale, adesso poi la larga, si va ancora da Duli, vuole il dribbling, passa il numero 5, allarga adesso la Scalisi che ha il controllo di palla, sale poi la petta e completa anche la Tricoli. La Scalisi va centralmente ma c'è subito il recupero di palla, quel palla subito in profondità a lanciare verso Pipitone, palla troppo frettolosa per il 7, palla regalata. Tricoli, palla al piede, si appoggia adesso da Corso, va centralmente da Pace che vuole girarsi, adesso il numero 10 conquista fallo.
Cambio gioco dall'altra parte, buona l'idea a servire il compagno, esce pressione Pulizzi per non far giocare di Chinnici, però la palla va subito larga. Ritorna ancora dal 4 che alza la testa, va a largo, c'è l'1 contro 1 tentato, poi si torna ancora da Chinnici che alza la testa e va dall'altra parte a cercare Tricoli che da solo può orientarsi, va subito da Pace, controlla il 10, vuole il passaggio profondo, la palla raccolta la Miceli che poi la lancia con l'esterno a cercare Pipitone, raggiunta adesso dal numero 7, la mette giù, torna indietro, tocco di prima, sta a staccare per Ganci, non riesce a staccare di testa il numero 11, poi si scontra con Manno, la palla viene buttata nuovamente fuori. Pipitone regala di nuovo palla ovviamente al Saggio Piana con Tricoli che va subito da Chinnici che presta subito la pulizia, deve tornare indietro da Duli che alza la testa il numero 5, va da Scalisi, si orienta, c'è accanto a lui Tricoli, servito il numero 3, vuole andare profondo, poi si appoggia adesso da Corso, pressato, gioca per i centrali da Pace che allarga tutto da Manno, vuole puntare il numero 2, va ancora dal numero 10, Pace allarga ancora da Manno, sale palla al piede, vuole puntare, c'è il movimento di Scalisi profondo, c'è il cross in mezzo, palla allontanata, salta Pace, c'è il tocco di testa sarà del numero 10 e sarà rimessa verde. Miceli gioca corto, va a cercare Pipitone, deve andare il 7, cambia gioco però dove non c'è nessuno, palla subito raccolta, sale qui Chinnici, sale palla al piede, vuole puntare il 4, poi si scontra con Pulizzi che gli ruba un attimo il pallone, poi deve proteggere, esce con una bella giocata lì Pulizzi, palla subito giocata dietro, poi palla spazzata via, a tagliare la linea difensiva, bella qui la palla a servire Maniscalco che può buttare palla al piede, vai del numero 10, si porta la palla col mancino, chiuso in mezzo a 2, poi scivola sul terreno di gioco, non c'è niente, palla subito recuperata. Corso, ancora scambia con Scalisi, ancora palla all'8, sale Tricoli, si appoggia ancora dal 6, riceve tantissimi palloni da giocare, Chinnici va profondo con una buona palla, voleva lo scarico a cercare Maltese, ma l'hanno raggiunta però dal 9, poi la fa scorrere fuori, si partirà con rimessa, battuta subito corta, la su Pulizzi che gioca di prima bene la palla però buttata, palla recuperata, può puntare adesso, può anche calciare in porta, prestatura dei uomini, poi murato da dietro, non c'è fallo, c'è buon intervento di Palazzo che copre bene il pallone, poi subito la palla da Casciccia che vuole giocare con Pulizzi, non può giocare poi più il numero 8, comunque guadagna rimessa laterale, fa salire i suoi, rimessa che andrà a battere Barbara, vai il numero 2 alla rimessa, vuole i compagni da servire vicini, giocata Pulizzi, si gira sull'uomo, poi larga tutto il pallone, poi leva di nuovo lo scambio Pulizzi, non trovato, ma si ripartirà con rimessa, guadagna metri sui partini Codace per creare un'azione offensiva. Rimessa battuta, si va a cercare adesso Maniscalco, vuole giocare, va ancora indietro, c'è la palla profonda da cercare dall'altra parte Miceli che deve crederci su questo pallone, raggiunto dal 3, sale palla a piede, si appoggia adesso a Pipitone che ricomincia dietro, lo fa bene da Fili, che allarga il pallone, va da Barbara che alza la testa, vuole mandare profondo, adesso Maniscalco non può proteggere il pallone, arriva lì Pulizzi, poi la palla raccolta, il tacco per la giocata di prima, esce bene il San Giorgio Piana, vuole il dribbling, non basta però sul grande intervento qui di Palazzo, si mette lì col muro davanti, non può passare il giocatore di Pone Bianco. Pace allarga il pallone, non trova solamente l'intervento di Palazzo che allontana come può, poi deve uscire lì Maniscalco, torna indietro, lo fa da Casciccia che allarga il pallone ancora dal 10 che deve uscire con la zona di campo, pressato da dei uomini, poi ricomincia lo fa saggiamente, poi si passa adesso da Fili che alza la testa e allarga da Miceli, di prima lancia il pallone a cercare Pipitone, con il controllo se lo porta avanti il numero 7, si appoggia da Maniscalco, poi c'è il pallone il 10, vuole appoggiarsi la Polizia ma non riesce, poi lì interviene Palazzo che alza la testa e va largo a cercare l'inserimento di Ganci, poi scivola sul pallone il numero 11, poi torna, deve lottare con Manno, va dentro a cercare Pipitone, vuole il dribbling il 7, Murato cade a terra
poi non c'è fallo secondo il direttore di gara, poi la palla allontanata, sbagliata, subito recuperata da Ganci, che sale palla a piede, vuole andare 11, volato dei uomini, non c'è niente secondo il direttore di gara, recupero di Scalisi, che va profondo, adesso a cercare Maltese, adesso la può proteggere tranquillamente Licascione, che la guarda uscire e così è rimessa al fondo. Cascione si appoggia adesso da Filì, che va da Miceli, controlla il 3, va a cercare Pipitone che gioca di spalle, poi scarico sbagliato ma arriva ancora Miceli che deve lottare pro corso, gli gira addosso, ancora il numero 8, allarga il pallone, cioè va a cercare Chinnici con una palla profonda che poi il Pipitone vuole allontanare via. Poi arriva Miceli che va profondo, adesso a cercare Ganci che non può raggiungere questa palla, recuperata subito da Chinnici. Pace, Chinnici, Duli, va ancora dal 4, va a cercare Scalisi che da solo sotto la linea di pressing, sale il numero 6, vuole i compagni da servire, si appoggia ancora da Corso che alza la testa all'8, va dentro con una buona palla subito allargata, a cercare Manno, può puntare il 2, vuole puntare adesso Miceli, passa Manno col numero, va ancora Manno cross in mezzo, provato 2 volte, alla fine il ultimo tocco è suo e se l'ha rimessa verde. Andrà la rimessa con Cascione che alza la testa, chiama i suoi a salire. Mi sembra con rimessa lunga nel numero 1. Va Cascione, va lateralmente a cercare i compagni, vuole la testa dei Polizi che non può raggiungere questa palla, tocca per un attimo e poi la manda fuori. Chinnici, palla a piede il numero 4, si è staccato Corso, riceve il pallone, vuole andare avanti, poi larga il pallone e va ancora da Chinnici, che va adesso a cercare il proprio numero 7, che vuole no, papà da Pace, che vuole la giocata all'esterno, non ha raggiunto il pallone, c'è subito il recupero di palla, Pipitone deve proteggere da sotto di Corso, guadagna fallo in mezzo al campo. Polizzi, ricevuto il pallone numero 8, va centralmente, va a cercare Maniscalco che gira subito e va dall'altra parte da Miceli, bella qui il passaggio per smarcare il 3 che vuole il movimento dei suoi, era troppo marcato, li Ganci non poteva essere servito, il staccato di Pitone, si va da Barbara che va subito anche da Polizzi, ancora dal 2, si passa verso la Palazzo, vuole la giocata di prima, Murata però da Pace che vuole girarsi su Polizzi, poi commette fallo e lei è il numero 8. Tricoli alza la testa, si appoggia adesso a Duli che va da Pace che gira di prima avanti a cercare i compagni, arriva di Miceli, la protegge, poi va da Pipitone che alza la testa, vuole i compagni da servire, vuole profondo, il compagno fa la totalmente fuori misura, con la regalata a Sisè che la può controllare e la gioca subito da Chinnici che poi va adesso da Duli, trova tra le linee Corso, vuole il triplico su Pipitone, passa l'8, poi spintato la Polizia con fallo. Lotta tra 8, stavolta vinta dall'8 in maglia nera. Poteva fare altro che commettere fallo Polizzi, fallo di intelligenza. Però fare gana a fallo in mezzo al campo adesso a San Giorgio Piana. Sale 15 palla a piede, vuole giocare largo, si vuole in movimento dentro, adesso a cercare Maltese, non ha raggiunto la palla al numero 9, allontanata come è possibile, adesso in mezzo al campo salta lì Pace che comunque è rimasto pure a terra dopo uno scontro con l'altro numero 10 Maniscalco. Messo a terra il 10 ha avuto la peggio, brutta caduta. Palla ovviamente regalata, adesso andiamo a Sisè che la può controllare, va subito largo da Tricoli che alza la testa e lei è numero 3, vuole i compagni da servire, poi si va al largo. Ancora Dula,
Va adesso da Tricoli, Murato con la Pipitone che gli sbarra la strada avanti e guadagna rimessa. Tricoli va dall'altra parte a cercare Chinnici che allarga e pallone adesso va a servire Pane Bianco che sta per la piede il numero 7, vuole puntare adesso Cacicia, poi si porta il trascino la palla fuori, la rimessa però sarà ancora nera. I primi 15 minuti ancora di stallo, di sfido da parte di entrambe le squadre, non riescono a trovare sbocchi offensivi né da una parte né dall'altra. Adesso vediamo questa situazione subito recuperata, la palla da Maniscalco che da solo però costretto a girarsi e puntare la palla da due uomini, guadagna il massimo, anzi non guadagna niente, non c'è bisogno del direttore di gara. Palla subito regolata da Duli che va a largo adesso da Pane Bianco, che prende il pallone e va a largo da Chinnici. Duli. Corso, servito l'8, si appoggia la Tricoli, sterza e va ancora il numero 5 a rimorchio. Scalisi, Chinnici va profondo a cercare i compagni da servire, voleva lottare all'I Maltese, poi palla finisce direttamente in calcio d'angolo e sarà il primo corner della partita. Chiamato lo schema adesso da San Giorgio Piana, sono in tanti, vedi che poi a saltare, vedremo come verrà sfruttato. Adesso c'è palla centralmente a cercare Manno, palla poi dall'altra parte a servire Pace che tira in porta, Murato il numero 10 e si ripartirà con le rimesse laterale. Va Manno sul punto di battuta, vuole la rimessa lunga il numero 2. Prende la rincorsa e poi va dentro a cercare i compagni, salta lì come può Palazzo che poi allontana la palla, poi la finita Pipitone nelle parti di Duli che di spalletta appoggia da Scalisi che l'alza dall'altra parte del campanile che mette giù bene lì un compagno per poi recuperare la Cacicia che sta le palla al piede, perde però subito il possesso del pallone, poi palla finisce sui piedi di Corso che allarga come può da Pace, adesso si ristende San Giorgio Piana, va il 10 Scalisi, Duli, ancora va da Chinnici, va ancora dal 6, vuole i compagni da servire, guarda avanti, è venuto Corso, è venuto Pace in mezzo, si passa ancora dall'8, poi si torna ancora dal 6, che ricomincia da Duli, costretto a tornare indietro San Giorgio Piana adesso. Possesso di palla per far stancare i giocatori a Partinico Audace. Adesso c'è possesso largo, c'è la sovrapposizione, poi c'è il cross in mezzo a cercare Maltese che deve proteggere la palla il 9, poi va ancora dietro, va a cercare Pace, vuole puntare il 10 per ingabbiato da due maglie verdi, poi pallone allargato a cercare Mando che può raggiungere questa palla il numero 2, poi si è allungato troppo il pallone, la palla è finita fuori. È difficile attualmente superare una difesa che è schierata molto molto bene, quella del Partinico te la lasciano pochissimi spazi adesso i giocatori di San Giorgio Piana per tentare le imbucate. È diciamo una tattica molto difensiva che comunque in questi primi minuti sta sfruttando, però lascia poco spazio a mano offensivo ovviamente. Adesso c'è uno scontro in mezzo al campo, palla subito occupata da Pace, che sta a palapiede, va il 10, guarda porta, calcia in porta, un'altra, la palla rimane là, però è fuori gioco, segnato dal direttore di gara. Sul tapine si era avventato Maltese, ma sul tiro di Pace era in fuori gioco il numero 9, quindi gol ovviamente annullato e si partirà da quel punteggio di 0-0. Palla profonda di Barbara a cercare Cacicia che non raggiunge il pallone, va ancora il numero 2, allontano e può cercare delle parti di Pipitone, palla finisce facile per Sisè che la controlla e va subito da Duli. Chinnici può girarsi da solo, guarda avanti Pace, palla a rimorchio ancora su Chinnici, c'è pressing di Polizzi che un attimo scappa il pallone però poi commette fallo.
Sisè allarga tutto, lo fa la Tricoli che alza la testa, va a cercare corso per la giocata di prima, poi non passa su un uomo, però c'è fallo di braccio da parte di Palazzo. Si partirà con punizione da poco più avanti della zona di metà campo. Ha guadagnato metri qui Scalisi. Pace chiama lo schema ai suoi, poi va subito da Corso che torna ancora dal 10, si è staccato dall'altra parte ma no, poi si decide di tornare indietro da Duri che va subito da Scalisi che è libero di giocare, poi va al cambio gioco dall'altra parte a cercare Pane Bianco, palla troppo profonda per il numero 7. La Cespina sul fondo e poi la rimessa regalata, adesso Partini Codace con la rimessa che andrà a battere Barbara, poi le compagni la servire, adesso è il numero 2. Ma Barbara va dentro a cercare che ci hanno raggiunto la palla dal 9, poi palla saltata, poi c'è il movimento da parte di un compagno, poi c'è la palla profonda, lontana qui la pallone Barbara come può, poi deve saltare, finì, dietro c'è Miceli che deve proteggere quel pallone, la palla rimane là, ma c'è fallo in attacco su Miceli da parte di Maltese che ha preso posizione, ha allargato un po' troppo il braccio, ha dato una gomitata dietro la testa del numero 3, ha fatto un bel lavoro in fase difensivo. Cascione, Miceli si orienta e guarda avanti, va il 3, va profondo, adesso cercheremo Maniscalco con una buona palla, la può raggiungere il 10, vuole puntare, 1 contro Maniscalco, poi non passa adesso però su Tricoli, la guadagna pure calcio d'angolo e sarà primo calcio d'angolo per la partita del Partini Codace. Marcature preventive ovviamente dietro per tentare di fermare le ripartenze. Adesso c'è posizione di rigore con Filì, anche Cina, c'è anche Andrea di rigore, ci sono scontri Andrea di rigore, infatti il direttore di gara va a sincerarsi di questi scontri con Palazzo che viene tentato in area di rigore anche lui a saltare, sono in 4 in area per saltare con Pipitone fuori e anche Maniscalco chi va sul secondo palo dall'altra parte a cercare la testa di Cina, palla troppo che il numero 5 riesce a raggiungere la palla, salta per sé, gli scappa il pallone, poi c'è fallo su di lui da parte di Filì, fallo tattico. Va Sisè, va profondo dall'altra parte a cercare solamente però Cascione da portiere a portiere, palla raccolta dal numero 1. Palla profonda a tagliare la difesa, ci deve cadere Maniscalco, esce Sisè che la manda avanti, lì c'è il petto di Miceli che si allunga il pallone e poi c'è pressing da parte di Maltese come fallo sul numero 3. Pipitone, Miceli vuole puntare 3, va profondo, non passa il pallone, colta la mano che guarda avanti a cercare Maltese, poi la buttata però solamente dalla parte di Filì che alza la testa di lei numero 6. Pipitone, c'è accanto a lui Miceli, va centralmente Pipitone, si è staccato Polizzi, riceve la palla L8, va ancora dietro a cercare Filì. Larga la palla da Barbara, servito il 2. Guarda avanti, vuole il movimento di Casciccia, servito adesso il 9 che può sgaloppare su quella fascia, recuperato però subito da Chinici che distrugge il pallone con l'aiuto di Duli, poi non c'è fallo, c'è il tiro in porta da parte del numero 9, facile però per Sisè che la blocca in presa sicura, primo tiro in porta anche per i Partini Codace quando siamo al 25esimo minuto di gioco. Tricoli, palla al piede, va tra le linee a cercare Pace che è lunga e pallone avanti, la salta qui Miceli che la manda in rimessa laterale e si può risettare la linea difensiva del Partinico, palla da Di Manno, va ancora dietro a cercare Tricoli, ma dall'altra parte a cercare Chinici, c'è pressing forte di Casciccia però si va ancora dietro a cercare Duli, Scalisi,
Chinnici va ancora dal 6, c'è il pressing Polizzi, non passa la palla, c'è Barbara che raccoglie, va a cercare Maniscalco, vuole il 10. Vuole ancora il 10, vuole il tiro in porta a giro. Ci sei, però era là, l'aspettava e la para. Adesso va profondo il numero 1. Va a cercare Maltese, deve proteggere quella palla, la mette giù Maltese, fa un grande controllo, poi si gira ma ci prende pure fallo. Fatto un grandissimo lavoro quel 9, ha protetto palla, l'ha controllata in maniera perfetta. Poi si è girato su Fili che l'ha dovuto stendere e guadagna fallo il numero 9. Sarà calcio di punizione che sono in 2 sul punto di battuta, c'è anche Corso e c'è anche Pace pronti a calciare questo calcio di punizione, ma penso che andrà a battere il 10, ne mette qui 3 in barriera Cascione, pronti a saltare e coprire la porta. C'è il calcio di punizione diretto! E c'è il grandissimo gol di Pace direttamente da calcio piazzato, lo fa bellissimo il 10 sopra la barriera, la palla va all'incrocio dove Cascione non poteva arrivare, si sblocca il parziale, adesso è 1-0 San Giorgio Piana. Grandissimo gol del 10 che ha calciato una pennellata sopra la barriera, ha fatto un grandissimo gol veramente, bellissimo calcio di punizione. Si sblocca il parziale, adesso è 0-1 al 28esimo. Ci voleva per sbloccare questa partita secondo me anche un episodio, un calcio piazzato, e così è stato. Ci ha pensato il 10 con la sua ottima qualità, l'ha messa sopra la barriera dove Cascione non poteva assolutamente arrivare, posizione di incrocio delle pali, è un gran gol, il gol del 1-0 che stappa la partita. Salta Polizia di testa, non riesce a trovare qualcuno, poi palla si impenna, ci arriva Livi Pitone che vuole lottare, palla che poi finisce delle partite di pace, autore del gol del 1-0 che lotta. Pane bianco va profondo a cercare Maltese, aggiunta la palla da Filì, poi palla raccolta da Palazzo, va da Barbara che allunga il pallone, raccolta ancora da Pace che si libera di nuovo, poi torna indietro. Tricoli si appoggia la Dulli con una palla un po' complicata, la mette giù il numero 5, si gioca subito dal 3. Corso si è staccato, riceve l'8, protegge il pallone, torna indietro. Sarà rimessa laterale ancora per San Giorgio Piana che adesso guadagna metri, è in fiducia, vuole subito attaccare per realizzare il gol del 2-0. Pace, guarda avanti, c'è un movimento di Maltese profondo a tagliare, la palla è buona per i 9, ci deve credere lì. Anche Cina e comunque protegge il pallone, continua rimessa dal fondo. Cascione chiama Polizzi per la rimessa dal fondo. Ma Cascione va a cercare il numero 8 che deve saltare per ricevere, poi lotta adesso col 10. Salta pure Palazzo, raggiunta la palla dal 4, poi si mette davanti. E il numero 11, palla poi allontanata da Scalisi, dalle parti di Barbera salta il 2 che la manda fuori. Scalisi. Duli. Trova Corso tra le linee, servito l'8. Può girarsi, guarda compagni da servire, poi decide di tornare indietro passaggiamento da Tricoli. Chinici si è staccato ancora, Pace a ricevere il pallone, poi appoggia ancora da Duli.
Gioca bene San Giorgio Piana, comunque sempre massimo 2 tocchi a servire i compagni. Poi palla dall'altra parte, a cercare lo stacco di testa, salta però Barbara, poi arriva lì, corso arriva prima di Pipitone, palla da Maltese, può guardare la porta di Nova, larga da Manno, la palla per il numero 2, la palla è buona, prende il 2, cross, in mezzo a rimorchio, c'è il tiro di Maltese, la grande parata di Cascione che salva il dal 2-0, Mazzini ha manovrato perfettamente da San Giorgio Piana, che ha manovrato benissimo e poi da una parte e dall'altra, poi ha iniziato l'azione numero 9 con lo scarico verso Manno, che ha messo una palla forte in mezzo a cercare ancora il numero 9 che tira di prima a botta sicura, ma lì c'è il piedone di Cascione a salvare il gol del 2-0. Polizzi non prende fallo, poi palla subito recuperata, poi prende una manata Polizzi, adesso c'è fallo su di lui. Palla subito battuta a cercare Casciccia che non salta, però continua rimessa laterale. Quella giocata di tacco non passa lì la giocata, poi Murat la prende la palla Liganci, vuole uscire da quella zona di campo, va ancora l'11, vuole un dribbling, ne vuole 2, passa anche sul corso, va ancora Ganci, spintonato, c'è calcio di punizione anche per il Partini Codace. Calcio punizione da una mattonella simile a quella che porta di gol all'1-0 di Pace. Vedremo chi andrà a battere questo calcio di punizione. Sembra che andrà a battere Palazzo, quanto sul punto di battuta, se non tanto pure Polizzi, andrà il numero 4. Ne mette 4, si 6 in barriera. Si avvicina anche Ganci per battere questo calcio di punizione, penso che andrà Palazzo. Calcio di punizione di Palazzo! La palla va sopra la barriera, ma non riesce a raggiungere la destinazione. Palla fuori, che si sa comunque aveva letto già in anticipo. Occasione sprecata. Tisè va a largo, trova libero Panebianco, la mette giù il 7, sterza. Entra dentro il campo, c'è dall'altra parte Manno che si è inserito, servito il numero 2 col cambio gioco perfetto, la controlla Manno, poi sbaglia il controllo, arriva lì Ganci che sporca il pallone, palla cerca il Pipitone che non raggiunge il pallone, poi Scalisi mette ordine e va indietro. Pericoli, Duli, va da Chinnici, controlla e va ancora dal 5. Va dall'altra parte a cercare Pace con una palla profonda che Barbara ha letto prima e l'allontana come può, adesso a cercare Polizia e deve proteggere il pallone, la protegge l'8, si gira, vuole lo scarico, va da Palazzo e va subito di prima largo. Pulizzi, la controlla, poi va a largo adesso dall'altra parte, Servaria a servire ancora il numero 8, Stadia palla al piede, vuole i compagni da servire, va a cercare Pipitone che vuole girarsi il 7, vuole fare da solo, vuole i compagni sulla sopravvizione di Barbara, visto ma non servito, va ancora Pipitone, già da gira da Caciccia, va da Polizzi, va di prima a cercare dentro Pipitone, che è posizione di fuorigioco, poi posizione la prende fuori, pallone, occasione sprecata, però adesso poi il Partinico che aveva costruita bene. Poi poco movimento, linea alta del San Giorgio Piana che ha proibito un'imbucata veloce. Poi palla mandata poi dal numero 8. Pace, vuole movimento dei suoi. Ancora gioca con Duri, ancora Pace.
Va profonda a saltare la linea di pressing, va da Maltese che la mette giù il 9, poi si appoggia da Corso, pressato da Maniscalco. Ma ancora largo il numero 8. Guarda il pallone avanti e poi c'è Barbara che deve proteggere l'uscita di Cascione. Lo fa bene. Il numero 1 si appoggia subito. Adesso la Palazzo che sale a palla a piede. Vuole la palla profonda a cercare il colpo di testa di Gancia. Stefano Pipitone che ha deciso che il pallone è raggiunta. Poi c'è fuori gioco. Fuori gioco di Pipitone. Bello qui lo scarico a trovare scaristiche di tacco. Voleva cercare ancora Maltese. Giocano benissimo i giocatori di San Giusepiana. Corso salta di testa. Poi c'è fallo sul numero 7. Barbara sale a palla al piede, larga il pallone, cerca Cacciscia che vuole giocare con Polizzi, si stacca l'otto, poi va ancora dal numero 2 che torna indietro e lo fa da Cinà. Cinà va a cercare Cacciscia con una palla profonda controllata dal 9 che può andare dietro, ma subito palla recuperata, poi palla che passa a cercare Corso che sale a palla al piede, poi lo scarico da Maltese che è venuto a impostare l'azione. Poi palla avanti, poi palla dietro, palla avanti, palla raccolta però dall'intervento di Barbara che è provvidenziale, poi Barbara gioca da Polizzi che ha spazio per puntare il numero 8, punta due uomini, passa Polizzi, vuole ancora il tapping, passa ancora Polizzi, larga il pallone, lo fa da Manisca con una buona idea, poi raggiunta la palla da Duli. Cacciscia, ancora il 9. Va da Maniscalco, è potuto giocare esternamente, presso da dei uomini, va ancora dal 9, può crossare in mezzo, una buona palla, salta Polizzi, poi rimane là e c'è il gol di Polizzi che chiama i suoi a prendere subito il pallone, grande inserimento del numero 8 che ha staccato di testa, che con un po' di fortuna ha aiutato tramite una ribattuta di schiena di un difensore, realizza il gol dell'1-1 e l'ha siglato Giorgio Polizzi. Per un attimo mi è andato via il timer e quindi non ho potuto più rimetterlo, sono riparte da zero. Però siamo intorno al 39esimo minuto di gioco, manca poco alla fine di questo primo tempo. Che attualmente vede Partenico Audaci che ha pareggiato adesso con il colpo di testa di Giorgio Polizzi. Gol per i suoi, adesso c'è subito la palla dietro, c'è il tiro in porta, poi la Murata si è immolato, qui come ha potuto Filì, poi mando la calcio in porta per la Murata. Ganci che cerca il pallo, sale il numero 11, vuole partire palla a piede, sale ancora Ganci, c'è l'arco Maniscalco e c'è il fallo di Manu. Bravo Manu! Grande Manu! Andiamo un attimo prima, 11 la prossima volta! Siamo tornati col timer. Saremo sicuramente un minuto avanti rispetto al timer che vedete sui nostri schermi. Quindi saremo intorno al 40esimo.
Chiamato lo schema da Ganci che vuole lo schema con i suoi. Si è passato anche Pipitone che da indicazione numero 11 si scambiano nel punto di battuta. Va Pipitone che forse appoggerà a Ganci. Va Pipitone, va sul secondo palo, c'è il colpo di testa di Duli che lontana, lì Barbara li mette di prima, poi c'è l'intervento di Pane Bianco che sale per la piedi 7, poi c'è il fallo brutto qui da parte di Palazzo, anzi mi sembra che sia di Barbara, sì, poi di Barbara c'è scontro in mezzo al campo. Si riparte a giocare. Scalisi. Adesso si è innervosita la partita però. Pace, guarda avanti, vuole la palla a cercare il colpo di testa, a cercare Maltese che non passa però sull'intervento di Fili. Poi lontana la palla da Barbara e ha preso cartellino giallo, poc'anzi per l'intervento brutto in mezzo al campo, graziato anche dal direttore di gara. Bravo, esci. Barbara va a cercare Polizzi, la spizza di testa del numero 8, poi lotta Corso che allontana la palla a cercare Pace, la mette giù il numero 10, palla ancora dal 10 e guarda avanti, cerca Maltese che è libero, può puntare il numero 9, va dentro il campo, spintona all'avversario di fisico, poi non riesce a passare, poi Barbara allontana a cercare Cascicia che vuole il profondo, va Pipitone che lancia la Polizzi, che è posizione regolare, poi c'è l'intervento di Duli, però c'era fallo, adesso sul 9 che reagisce un avversario, poi qua mi sa che se ce n'erano ulteriori anni, partita molto molto tesa adesso. Già!
2 minuti di recupero alla fine di questo primo tempo, che attualmente c'è il punteggio di 1-1 e sono stati a giocare, sono stati molte interruzioni anche per diversi battibecchi in campo nel corso anche del fine del primo tempo, come avete potuto vedere nei nostri schermi. Adesso c'è calcio di posizione, battuta Cina profondo a cercare Maniscalco, salta di testa, va il 10, la prende lui, vuole uscire da quella zona di campo, poi vuole la giocata, non passa, poi c'è fallo di Pane Bianco e ci sarà calcio di posizione lateralmente per il Partinico Dace. Calcio di posizione, a battere Ganci, va sul primo palo, raccolta da Maltese, la palla rimane fuori, palla buttata ancora dentro, poi la palla lontata da Duri, palla presa in testa, Filippo, la palla rimane ancora là, manda lontana, ci cade lì Pipitone che va adesso da Maniscalco, protegge il pallone il 10, vuole uscire da quella zona di campo, fa una bella giocata, va ancora il 10, si trascina la palla, poi la allarga, adesso a cercare Ganci, che se la palla a piede. Vuole puntare, corso, poi lo trascina fuori. Poi adesso da Barbara che vuole il cross, la palla da bello quell'intervento da parte di Duri. Poi Pace lontana come può delle parti di Miceli che la mette giù il numero 3. Sale palla a piede, vuole la giocata da Pipitone, si gira il 7, vuole il compagno servire, va ancora da Miceli. Poi è finito il primo tempo, adesso le squadre vanno a prendersi un tè caldo con il punteggio di 1-1. Noi torniamo tra pochissimi, tra pochi minuti per l'inizio del secondo tempo. Copralo che nesci, copralo che nesci. Perdere col Gela fa parte un po' del percorso, un po' di tutte le squadre. Noi ci volevamo provare. Quello che un po' è il rammarico è che abbiamo preso gol subito, potevamo tirarla un po' più a lungo e sperare di rendere una vita un po' più difficile al Gela. Non ci siamo riusciti, però comunque vada, dobbiamo dire che non è da queste partite che passa la nostra salvezza. Oggi eravamo in enorme difficoltà perché 2 squalificati più quello che è uno dei giocatori più importanti che abbiamo non stava al meglio, quindi chiaramente poi esce questo risultato ma che dobbiamo soltanto accettare. Ripeto, nulla di grave, fa parte del percorso, 5 partite sono tante, daremo di tutto. Sono contento anche di come hanno approcciato il secondo tempo i ragazzi, no? Negli spogliatoi ci siamo un attimino guardati, cercare di capire come affrontarla un po' meglio anche a livello tattico e basta. Poi abbiamo affrontato il secondo tempo, i ragazzi sono impegnati, ecco, e quindi più di questo non potevamo, come è stato compromesso. Importante non avere preso altre squalifiche e niente di più, ecco. Si pensa sicuramente di dare tutto, come daremo tutto da qui alla fine dell'anno. Sicuramente sarà una partita complessa perché Castellammare è un avversario secondo me importante, un avversario che ha fatto un campionato tranquillo. Sarà sicuramente difficile, però noi ci vogliamo salvare perché penso che ce lo meritiamo, che i ragazzi se lo meritano e quindi faremo di tutto per portare punti via. Credo in primis nella salvezza, poi se dovesse arrivare diretta, perché ci sono ancora le chance e le possibilità per farlo, bene, altrimenti ci giocheremo una partita in più perché giocare il play-out non vuol dire essere retrocessi, ecco. A Mark il mio augurio più grande di una carriera felice, piena di traguardi personali e collettivi, un ragazzo che si è meritato questa possibilità perché quando era qui ha dimostrato tanta professionalità, tanto impegno, tanti allenamenti extra e culminate poi con delle partite importanti che gli hanno concesso prima la convocazione in nazionale e poi appunto questa possibilità. L'augurio appunto di una carriera piena di soddisfazioni. Lui sa che è soltanto all'inizio e non è un punto d'arrivo e quindi avrà sempre il mio appoggio come suo allenatore del passato. Gli voglio bene, gli mando un abbraccio. Complimenti ai ragazzi perché hanno approcciato bene la gara, siamo partiti subito forte, l'abbiamo sbloccata
Chiaramente il primo tempo si è chiuso con un risultato di 3-0, il secondo tempo abbiamo realizzato il quarto gol e la squadra fino alla fine non ha mai mollato sia in fase di possesso che in fase di non possesso, perciò sono contento e faccio i complimenti a tutti, e chi chiaramente ha giocato dall'inizio e chi è entrato dalla panchina. Sa dimostrare che il nostro centrocampo riesce a fare entrambe le fasi di gioco, sono contento, è normale che quando ci sono questi risultati così rotondi, so che gli attaccanti vorrebbero realizzare la rete, però hanno fatto un grandissimo lavoro lì davanti tutti i nostri attaccanti, bene per i nostri centrocampisti che hanno realizzato il gol, però c'è tanto lavoro da parte di tutti e questo è quello che deve essere stimolo per tutti per cercare di alzare l'asticella, di migliorare sempre e di continuare il nostro percorso per come stiamo facendo. Le nostre mezzali fanno tanto lavoro di ripiegamento, di pressing, di riaggressione, però nello stesso tempo riescono ad attaccare l'area avversaria e perciò va bene, è normale che non è facile, però oggi sono stati particolarmente premiati per tutto il lavoro che hanno prodotto i nostri centrocampisti, perché ha fatto gol anche Privitera, perciò va bene così. Ma Santo è un leader di questa squadra come tanti altri calciatori, oggi ha realizzato un gol chiaramente dalla lunga distanza, sono quei gol che fanno i giocatori che hanno qualità e personalità. E adesso ci godiamo questa vittoria e guardiamo, da martedì inizieremo a preparare un'altra finale, le restanti 5 per noi sono tutte finali, come ho detto già dalla settimana scorsa, perciò ci godiamo queste e da martedì testa all'Oratorio San Ciro, perché dobbiamo continuare la nostra striscia e il nostro percorso, senza guardare gli avversari, guardando sempre e comunque di migliorare le nostre prestazioni da qua alla fine. È normale che io da allenatore, come ho sempre detto, anzi vieto anche ai nostri dirigenti di portare telefonini in panchina, perché non voglio farmi distrarre, non dobbiamo distrarci da quello che sono i risultati degli altri cambi. Noi guardiamo il nostro percorso, è normale che ho sentito un po' l'esultanza, ma per me non è cambiato niente. Io guardo in casa nostra, so che mancano 5 partite, so che devo cercare assieme al lavoro dello staff e della squadra di vincerle tutte, poi a fine campionato tireremo le somme. È normale che un pareggio degli avversari poteva accorciare la classifica, per me non è cambiato niente, ne mancano altri 5 e noi dobbiamo fare il nostro percorso, il nostro dovere, cioè giocare le partite come vere e proprie finali da qua alla fine. Gabriele è un ragazzo che ha qualità tecniche importanti, un giocatore che adesso che magari ci vuole brillantezza, ci vuole quella velocità, lui sta facendo bene, è un ragazzo giovane, è un ragazzo secondo me di prospettiva, le volte che è stato chiamato in causa ha fatto bene, oggi ha disputato una buona gara, sicuramente è un giocatore che da qua alla fine ci può dare sicuramente un contributo importante. Incontravo una delle squadre che ultimamente insomma hanno venduto gara alla pelle a tutti, quindi non era una squadra che rispecchiava la classifica che occupa in questo momento, lo sapevamo, avevamo visto le ultime 2 prestazioni in particolar modo, gli ultimi 2 pareggi, sapevamo che era una squadra viva, organizzata bene, guidata da un allenatore diciamo di spessore, quindi sapevamo che insomma la partita non era facile. Nei 30 minuti siamo stati lì un pochettino, forse le condizioni del vento non hanno consentito il nostro svolgimento del gioco da basso per il quale magari dobbiamo essere un po' più, come dire, un po' più pazienti, un po' più qualitativamente efficaci, ecco, in alcune circostanze. Quindi abbiamo sbagliato dei passaggi semplici e dopo abbiamo riassettato, abbiamo insomma ripreso un pochettino le misure, soprattutto siamo andati nella verticale che sapevamo che gli avevamo preparato durante la settimana, perché sapevamo che in questo modo potevamo entrare nella difesa avversaria e ci è andata bene. Ora invece parliamo un po' di 2 giocatori in particolare, Secan e Campanella. Sono giocatori forse anche un po' fuori categoria. Ma guarda, mi fa piacere per tutte e 2, ma non voglio parlare dei singoli. Dico, Secan è un giocatore che ho tenuto a battesimo io diciamo quasi 10 anni fa nella folga di Castelvetrano, quindi mi fa piacere che diciamo, in questo percorso mi sia ritrovato io a godere di queste prestazioni, diciamo, che potrebbe fare molto di più perché ha delle qualità davvero importanti. Marco Campanella cresce di domenica in domenica, ma sta crescendo tutta la squadra, quindi
stanno giocando l'uno per l'altro, credo che sia da sottolineare questa particolarità, perché ripeto, non mi piace parlare dei singoli, non mi piace parlare degli assenti, dei presenti. Dico, questi ragazzi hanno fatto davvero una grande cavalcata, stanno continuando a farla e sinceramente va dato un plauso a tutti, perché ripeto, hanno, così come ho sostenuto in passato, una grande cultura del lavoro, una grande cultura dell'ottenere, come dire, tramite il lavoro, la fatica, le buone prestazioni, e credo che questo sia, come dire, alla base di tutto. Adesso invece parliamo un po' dell'ultimo turno, perché il Don Carlo Misimiri ha pareggiato con la Parma, Valle San Giopiana ha vinto e il Marsala ha perso. L'Accademia Trapani adesso è a -6 punti, non soltanto dal quinto ma anche dal quarto posto. Mister, ci credete? Ma noi innanzitutto diciamo che 15 partite fa, quando ho esordito contro l'Ascari Cefalù, la situazione di classifica era un'altra. Quindi io penso che il nostro obiettivo primario rimane ed è quello della permanenza in questa categoria senza patemi d'animo. Naturalmente 15 partite fa trovarci in questa condizione per noi era quasi impensabile, però ripeto, è frutto di tutti, è frutto del lavoro. Naturalmente stiamo lì ancora matematicamente, diciamo, non so se c'è la salvezza o non so se possiamo accedere nei playoff. Di sicuro sappiamo che ogni domenica ci prepariamo per dare il massimo e domenica prossima sarà così. Poi alla fine tireremo le somme. Ci fa piacere che diciamo, ricoprire una posizione di classifica importante che in questo momento ci pone, come dire, fuori dalla zona calda, è quella che cerchiamo innanzitutto come obiettivo di allontanare il prima possibile. Ripeto, mancano 5 partite alla fine, quindi è importante per noi avere il massimo di quello che riusciamo ad ottenere. Adesso invece un giudizio sulla prossima gara contro il Don Carlo Misimiri. Contro una squadra che diciamo per me è tra le più attrezzate, che naturalmente poi ha perduto dei punti durante il percorso, ha perduto, come dire, la strada dalle prime posizioni, si è allontanata, però è una squadra che ha qualità, è una squadra che ha un'identità di gioco, quindi sarà una bella partita, anche perché noi insomma veniamo da una prestazione di questo tipo, vogliamo continuare, quindi grande rispetto per il Don Carlo, che all'andata qua è stata anche una partita molto, molto bella tirata, interessante, quindi ci aspetteremo di andare a fare una prestazione importante come stanno facendo questi ragazzi.
Siamo pronti a partire per questo secondo tempo, aspettiamo solamente che inizio la parte di direttore di gara. Le squadre si sono rischierate sul terreno di gioco, sono gli stessi 11 che hanno iniziato il primo tempo. Ricordiamo il parziale, nel corso del primo tempo 1-1 tra Partinico Dace e Sandro Giopiana. Ha segnato da una parte il numero 10 Pace, poi col grandissimo gol di punizione ha risposto Partinico Dace, gol di Giorgio Puizzi di testa, grande incornata. Anche un po' fortunato tramite la schiena di un diretto avversario, la palla si è spenta all'angolino dove si non poteva arrivare. Quindi siamo 1-1, aspettiamo il fischio d'inizio, si può adesso partire. C'è un cambio invece nelle file del Santa Giopiana, dato con il numero 20 Sparacio, e mi pare che è uscito forse il numero 9 che non lo vede in campo. Si tratta di Torres, scusatemi ovviamente, non di Sparacio che è dall'altra parte. Il numero 20 Torres, mi pare che è uscito Maltese che non lo vede in campo. Si parte adesso col secondo tempo. Sul punteggio di 1-1 parte la palla, Maniscalco si gira, vuole puntare subito il 10, va a profondo a cercare Ganci che corre il numero 11 su quel pallone, vuole puntare, poi l'è murato l'intervento di Tricoli, si porta la palla fuori, l'11 e sarà rimessa laterale, Nera, Manno, palla Tricoli. Duli sbaglia l'appoggio per Sisè, c'era lì Cacicia, poi Maniscalco, poi c'è il fallo di Cacicia. Sisè allarga tutto, va da Chimici, dai controlli 4, va a profondo questo pallone a cercare il neo entrato, a cercare Torres, vuole puntare, poi allarga tutto da Manno, vuole lo scarico di prima, la palla dentro, a cercare Maltese che è ancora in campo, Maltese realizza subito il gol del 2-1, dopo appena un minuto di gioco all'inizio di questo secondo tempo, cambia il parziale e 2-1, Santa Giopiana siete in 9, ha segnato Maltese. Si è fatta trovare impreparata con la difesa del Partinico Audace in questa azione offensiva dell'Alessandria Giopiana, troppo facile, rimbucata poi per il 9 che lì non poteva assolutamente sbagliare, appoggia piano piano docile sotto le gambe di Cascione, il gioco del 2-1, ma devi vedere comunque qui la difesa del Partinico Audace che sarà troppo molle su questa azione offensiva e si riparte subito con uno shock 2-1 dopo appena un minuto. Palla profonda a cercare Cacicia, salta qui, poi ancora il 9 Cacicia, palo di Cacicia, botta e risposta da una parte e dall'altra, Cacicia aveva sorpassato di sé sotto le gambe il palo a negare il gol del 2-2. Duli, Tricoli, va a profondo adesso, esce qui Sisè, la chiama e la fa sua, presa sicura, è il numero 1 e capitano di questa squadra. Va Sisè, va a profondo adesso a cercare Corso, l'appoggia su Manno col petto, poi Manno decide di tornare indietro e fa la Tricoli. Duli, Chinnici, sale il 4, va da Panebianco, sale il numero 7, palla a terra, la protegge, poi torna e va da Corso, si è staccato, riceve il pallone, controlla e va subito largo a cercare Duli. Può salire palla al piede il numero 5, c'è dall'altra parte Panebianco che ha chiamato, il pallone ho sbagliato per di Panebianco, perché ci stava a credere Maltese, poi la palla ancora su Corso e va subito da Scalisi, si appoggia da Tricoli. Duli, Corso, Scalisi, Duli, Tricoli, prende in pieno un pitone Tricoli, ritorna ancora da Duli, sale il pressing adesso del Partinico,
Palla a cercare Pane Bianco, c'è il pressing subito di Barbara, si va adesso a cercare Chinici, vuole l'1-2, poi Polizia chiude, manda avanti la palla a cercare Kacicia, vuole proteggere questo pallone. Barbara cerca Maniscalco, vuole girarsi, poi strascina la palla fuori e sta rimessa nera. Palla profonda, adesso a cercare Torres che prende fallo, qui il numero 20 fa un gran lavoro, il passo di copertura fa sedere subito i suoi. È stato bene in partita il 20. Pace, va subito da Pane Bianco, il controllo del 7, c'è la sorvenizione di Corso, poi c'è il cross in mezzo, il colpo di testa! Tentato qui da Tricoli che ha preso in pieno però Cascione, ancora il 3 sul pallone, vuole proteggerlo, poi fuori gioco, mi sa di rientro sì del 3. Cina va profondo, sbaglia però il passaggio totalmente, la palla va fuori. Però c'è fallo su Kacicia, ha fatto un bel lavoro, si è preso fallo il numero 9, a salire suoi. Palazzo va profondo a cercare Kacicia, poi la palla deve essere ferma. Barbara va tra le linee, non trova però Maniscalco, presa la palla per il bianco, non passa, poi rimane lì Maniscalco ancora palla nei piedi, vuole puntare il 10, vuole passare su 2 uomini, passa di forza Maniscalco, porta la palla avanti, poi si chiude, ancora palla da Barbara, poi vuole il cross ai rimorchi, non trova più Pitone, la palla rimane lì, Palazzo, alza la testa, va profondo, prende in pieno Scalisi, poi c'è fallo. Va agganci sul punto di battuta, vai il numero 11 in porta, lì si se l'attendeva, la blocca e presa sicura. Chinici va avanti da Pane Bianco, esce Polizzi in pressing, sombrero di Pane Bianco, poi Polizzi sporca il pallone, anticipo qui di Chinici, va a profondo adesso a cercare Torres, si è girato il 20, sterza, guarda avanti, va ancora Torres, vuole l'alto dribbling, costretto a prendere la palla, poi adesso vuole compagnia a servire, va da Corso, tra le linee, si torna dietro la Tricoli, ancora Corso, trova Duli, Tricoli palla al piede, ancora Duli, va forte a cercare Pane Bianco, raggiunto il pallone dal 7, vuole la palla, la alza a cercare Chinici che non passa però su Maniscalco, sporta via il pallone, poi si appoggia Pepitone che vuole la palla dall'altra porta a cercare Kacicia, palla sporcata, poi per la fine su Pace esce le Polizzi che lo sprintona col fallo. Sisè, Tricoli,
Scalisi, palla Tricoli, c'è il pressing di Pipitone, va largo Tricoli a cercare Torres, la protegge il numero 20, Murato però qui da Cina che sporca il pallone, poi passa, ancora Pace con questa fallo, con fallo di Cina. Pace va al punto di battuta, linea alta adesso del Partinico, Pace chiama lo schema ai suoi, va il 10, va sul secondo palo a saltare testa di testa Pane Bianco e poi c'è la palla presa da Miceli per Pane Bianco si accontenta della rimessa. Torres la controlla, poi sbaglia totalmente il controllo sull'appoggio di Manno che gli aveva data bene con le mani. Torres sbaglia il controllo, poi la subito regata a Cascione che va subito largo a cercare Cina che sale palla a piede del numero 5. Porta la palla avanti, guarda e trova compagni da servire profondi. A cercare Casicia, poi anticipato però da Chinici che allontana, poi a cercare Torres e lotta quei fili che la prende. Poi Pipitone. Murato lì da corso, ancora il 7, gioca dietro, va da Barbara, pressing di 3 uomini, poi va di prima a cercare Pipitone, deve liberarsi il pallone, prende in pieno corso con la rimessa. Pulizzi, torna indietro, lo fa bene per cercare Filì, che allarga il pallone a cercare Palazzo, quella controlla il 4, ma con l'esterno a cercare dentro Ganci che può tenere il pallone, poi la palla in uscita, Manno, va subito lungo linea, cerca l'inserimento di Torres, spintato da Pulizzi con fallo. E prende pure giallo il numero 8 del Maiavelli. Duli, Scalisi pressato da Pipitone per Ganci, per l'ultimo sta per sbagliare. Tricoli va a profondo a cercare Manno, sale il numero 20 palla al piede, il numero 2 palla al piede, vuole puntare su Pipitone, ma Manno vuole il cross, Murato, la palla rimane là, Manno protegge la rimessa, poi sporcato da Pipitone che si lamenta con l'assistente di gara, richiamato dal direttore di gara Pipitone. Manno trova Torres, la palla sfila, allontana Palazzo a far salire i suoi dalle parti di Duli, sale in pressing a Maniscalco, Duli protegge il pallone, c'è il 10 che va in pressing, Duli si appoggia, alla fine Sise che la controlla e vuole compagnia da servire, va, sbaglia tutto, c'è il recupero di Pulizzi, sale a palla a piede, vuole il dribbling, va il numero 8, vuole andare Pulizzi, vuole uscire quella palla, poi la tira addosso a un diretto avversario, vuole nel calcio in angolo. Nel calcio d'angolo che andrà a battere Ganci, va sul primo palo, Pulizzi la tocca, poi sarà altro calcio d'angolo. La palla stavolta è forte, esce di sé, la blocca in presa sicura, va la rimessa proprio profonda, arriva lì Barbara che va subito largo a cercare Caciccia che può andare il numero 9, vuole andare ancora da Barbara, si è la sovrapposta internamente, la palla sporcata, si è rimessa laterale. Pulizzi, controlla, torna però Pace,
Va a cercare Maltese che deve proteggere il pallone sulla sorta di Pipitone. Maltese si gira, non c'è fallo su di lui. Maltese ancora deve proteggere il pallone. Poi torna indietro, fa un bel lavoro. Lì Pane Bianco, esce pure Parascalisi e esce bene Santo Giopiana, che poi torna saggiamente da Chinnici. Duli. Scalisi. Sbaglia il tappoggio di prima, lì ci deve credere Palazzo. Deve proteggere il pallone, si gira, poi va a profondo a cercare Maniscalco. Può puntare il 10, presta da 3 uomini, addirittura Maniscalco deve uscire da quella zona di là, va a cross in mezzo a rimorchio, dove non arriva nessuno, era in ritardo lì Ganci. Palla sulla sua di Polizia che la mette giù il numero 8, vuole puntare, poi perde il pallone e palla subito da Scalisi, dalle parti però di Filì che allontana la rimessa laterale e permette a Santo Giopiana di salire. Tricoli, Duli, va a cercare Pace, anticipato la Polizia, sporca il pallone, poi Chinnici torna da Sisè che la spazza e alza questo campanile in mezzo al campo, dove salta Corso, salta anche Pipitone, la palla rimane là, Corso, l'ultimo tocco è il punto del numero 8, poi la rimessa qui Pipitone, Miceli, vado subito a cercare Maniscalco, deve proteggere il pallone il 10, costretto ad allargarsi, non guadagna niente, si porta intercetto la palla fuori e sa rimessa nera. Manno va a profondo, prende la palla a Palazzo, allontana, cerca di scacco con la protegge, si gira il 10, vuole puntare su 3 uomini, poi c'è fallo su di lui, chiuso il sandwich da 3 uomini, guadagna fallo in mezzo al campo. Polizzi, Maniscalco, si gira, va ancora dal numero 8, che allarga il pallone da Barbara, si orienta il numero 2, vuole il movimento di Cacicia che vuole fare sparire il pallone, spoglia tutto con il numero 9. Torres fa scorrere il pallone, parte il numero 20, se lo trascina avanti, lotta con Barbara che glielo sporca, poi Torres scivola, Barbara poi torna indietro da Filì che va subito a recupero da Miceli, possibile palla al piede, a campo per puntare il numero 3, se lo porta il pallone avanti, poi si appoggia da Palazzo, ancora Miceli, va profondo, murato da Corso, ancora Miceli palla al piede, torna da Filì, si è staccato Cinada accanto a lui, si va dal 5, che va a profondo dall'altra parte a cercare i compagni, non c'è però nessuno, palla regalata a Sisè. Pace, la controlla il 10, sbaglia però l'aggancio, la prende col braccio, sarà fallo. Palazzo, Polizzi, riceve, punta avanti, allarga bene il pallone e va da Miceli e può salire palla al piede. Distaccato ancora il numero 8, servito lui, va di prima ancora da Miceli con una palla un po' complicata. Miceli va indietro da Polizzi, palla sbagliata, palla però buttata avanti dove c'è solamente Filì che va indietro con una palla che Cascione la prende, poi è rimasta là, tira in porta, poi c'è fallo però su Cascione. Va a profondo Palazzo a cercare Maniscalco, la poi rimane là, Ganci l'appoggia su Polizzi, va avanti, allarga il pallone da cercare Cacicia,
Ancora il numero 8, pallone tra i piedi. Vuole dei compagni, cerca Barbara che gioca di prima, adesso da Cacicia. Pipitone, servito il 7. Guarda compagni da servire, poi non vede sbocchi, torna indietro e lo fa da Fili. Miceli. Va al cambio gioco, la palla presa da Scalisi. Salta Barbara, la palla si vince dalle zone di Pulizzi. Deve proteggere il pallone, si appoggia su Pipitone. Guarda avanti Pipitone, c'è il movimento di Barbara, servitoci, il pane bianco che allontana. Corso, è rimasto a terra Pipitone, Corso mette la palla fuori. Ci sarà cambio tra le file del Partinico Audace. Esce Pipitone, sì, che qui sotto non si schermi dolorante con Nico in preda ai crampi. Esce il numero 7 ed è entrato al suo posto. Quindi adesso andremo a vedere subito di chi si tratta. Si tratta della mia numero 17 di Manno. Salta qui Cina che raccoglie il pallone, poi farà la raccolta da Corso e va a profondere adesso a cercare Torres, si gira il 20, può puntare, alza testa, guarda Manno accanto a lui che è veloce, poi lotta però con Ganci che gli sporca il pallone e lo manda in rimessa laterale. Per i 20 minuti andati in questo secondo tempo, punteggio di 2-1 per il San Giorgio Piana, che l'ha sbloccata dopo un minuto in questo secondo tempo per portarsi avanti di 2-1. Manno a profondo, salta Palazzo, deve cercare Maniscacco, deve proteggere il pallone, lotta con Tricoli, palla ancora per avanti, cercare il numero 10, ci deve credere, poi però arriva lì sul pallone Scalisi che senza né leggere né scrivere la manda fuori dallo stadio. Miceli allontana avanti a cercare il movimento qui di Manno che non può raggiungere il pallone. Sisè andrà al lancio lungo, Baileno numero 1 va a profondo a cercare da compagni da servire, salta Maltese con fallo ed è fatto da Feli. Corso va a largo, cercare pelle bianco, recuperato da Barbara che appoggia il pallone largo da numero 17 che sale a palla a piede, vuole puntare, trascina la palla avanti, pressato, poi da pane bianco che gli strappa subito il pallone, va a cercare Torres che è veloce, può partire a palla a piede il 20, ma Torres sente nel rigore, va ancora Torres, si autolancia, Torres cade all'ultimo, non c'è niente. Ancora pane bianco, anticipa Manno, ancora vuole puntare il numero 7, non c'è niente neanche questa volta, per lontana, resto come può Fili a cercare Maniscacco che protegge il pallone, non c'è, adesso c'è fallo sul 10.
Non lo so, alle 5:30 abbiamo da fare. Siamo 118, mi fanno portare fuori. Morito, morto, veramente come si mette a correre ora. Taglialo. Ma un po', che anni fa ancora? Dai, come si mette a correre. Dai. Pulizzi, palla nei piedi, va largo adesso a cercare subito Barbara, ancora cerca il numero 8, scambio, ancora Pulizzi, sale palla al piede, Palazzo, vai il numero 4, non vede compagni da servire, quindi torna indietro e lo fa cercare Filì. Palazzo porta la palla con la suola, vuole compagni da servire, adesso allarga tutto la Miceli, che è pressato, adesso si va indietro, adesso sì che si torna indietro addirittura da Cascina, pressato da un uomo, Cascina allontana come può, direttamente in rimessa al fondo. Siamo noi che stiamo perdendo. Torres vuole girarsi il 20, si appoggia la mano che guarda avanti, murato, questa è quella sua giocata da ganci. La palla va in mezzo, salta Cascina, la fa sua. Presa dalle numero 1. Filì, palla al piede. Va adesso la Miceli che guarda avanti su Kerema in scalco, troppo solo, è il numero 10. Riesce di sé, la fa sua, impresa sicura. Mancando sono passati 40 secondi. Passa Torres, non c'è su di lui, poi Palazzo prende il pallone, torna indietro da Cascione che va avanti a cercare il movimento di ganci, la prende il numero 11, vuole appoggiarsi su un compagno, poi lontana addirittura 15 che allontana, poi che Palazzo sbaglia il controllo, regala la palla a corso che si è ripreso, si trova tra le linee Torres, protegge il pallone, vuole un numero Torres, non passa perché c'è l'intervento di Casciccia che recupera il pallone, vuole il giocatore esterno Torres, però torna Manno, ancora Casciccia, duro sul pallone, lotta il 9, non molla, poi c'è fallo sul numero 9. Palla poi raccolta adesso da Tericoli che va avanti, adesso Torres la controlla, vuole girarsi però non passa su Polizzi, va ancora Torres, palla subito recuperata, va adesso Polizzi, alza la testa, va il numero 8, protegge la palla, ancora Polizzi, prende fallo, è centrato, oppure quello il numero 14 delle file verdi, tratta di Manina, no, penso sia Marina, sì. La palla va là, vuole puntare adesso Ganci, sterza, torna indietro, va dal numero 14, vuole puntare, poi manda allontana il pallone come può dalla parte di Torres che la controlla, vuole girarsi il 20 per prendere la manata, addirittura da Filì, che forse prende il cartellino, forse no. Palla profonda a cercare Maltese che vuole prendere la palla il numero 9, la prende e poi se la trascina fuori.
Filì sale palla al piede, allarga il pallone, trova adesso Miceli. Per andare largo, non raggiunge il pallone, poi la palla si impende in mezzo al campo, Torres la raggiunge, Scalisi allarga il pallone, cerca Corso, allarga Damanno, che torna indietro, lo fa saggiamente la Tericoli, che si appoggia alla Duli. Scalisi di prima a cercare pane bianco, linea di pressing esaltata, sale il 7, vuole i compagni da servire, va la Torres, può puntare il 20, vuole il tiro in porta sul primo palo, facile però per Cascione che si distende la sua destra e la blocca in presa sicura. Subito pallone largo, Palazzo trova Barbara solo che ha tempo e spazio per salire, palla al piede, vuole i compagni da servire, invitato a puntare il numero 2, poi va centralmente da Palazzo che gioca di prima avanti a cercare di maniscalco, deve proteggere il pallone, va da Polizzi che può raggiungere questo pallone, va il numero 8, poi allarga ancora da Barbara, va il cross, un secondo palo, Cattere sotterrà di rigore, se la controlla con i piedi e poi la fa sua. Sisè va forte, palla altissima che attraversa tutta la metà campo, salta qui Filì, la sporca, poi torna Polizzi che va subito da Barbara che sale per la piede del numero 2, va a profondo, passaggio sbagliato, raccolto la pane bianco, vuole l'1-2 con Pace, poi c'è fallo sul numero 2. Polizzi Miceli torna indietro, va da Filì che la controlla il numero 6, trova largo il compagno, entra dentro il campo, poi perde il possesso della palla, poi c'è fallo passo di lui. Polizzi va a profondo a cercare maniscalco con una buona palla che è però troppo lunga per i 10, la vende Sisè, la stoppa prima con il piede, poi la para e la fa sua per perdere tempo, guadagnare tempo anzi. Pane bianco, controllo un po' difettoso, Barbara arriva, palla montata avanti Scalisi, ancora Barbara, vuole il appoggio, arriva lì Pace, Barbara, Palazzo, vuole la giocata centrale, la palla non passa, arriva qui Maltese, sale per piede, vuole giocare a cercare Torres, palla troppo lunga, ma raggiunge il 20, vuole sterzare, fa una bella giocata di Torres, vuole il tiro in porta, chiudere sul primo palo, troppo complicato. Palazzo, giocata di prima profonda dall'altra parte, ancora facile però per Sisè. Sisè va a profondo, trova Barbara che la controlla, Polizzi la mette giù col petto, poi si appoggia ancora sul numero 2, è staccata ancora Polizzi, adesso si va da Cinà che va a profondo a cercare maniscalco, deve saltare 10, salta Duli, la prende lui, poi si va da Corso, pane bianco, adesso va subito largo, ancora Corso, sterza, vuole dentro Maltese, poi si torna dietro da Cascione che la fa sua, è il numero 1 e va subito largo da Miceli che può salire palla al piede, preso da un uomo, Miceli va dentro a cercare Ganci che va da Palazzo, Barbara, Filì messo in difficoltà, allontana la palla. Pace vuole dentro Torres che tira in porta di controbalzo centrale, facile per Reccascione che la fa sua e gioca subito adesso a cercare largo Miceli che sale palla al piede,
Appoggio e pallone da Ganci che sbaglia però l'appoggio, palla subito regalata da Torres che può partire per la piede, vuole il passaggio a cercare Maltese profondo, ci chiede il numero 9 più veloce rispetto a Cinà, la prende ancora Maltese, poi si trascina però la palla fuori e sarà rimessa al fondo. Lo siamo per entrare all'80° minuto, mancano 10 minuti di gioco e fine di questa partita più recupero. Miceli lo controlla, adesso va a cercare il largo Palazzo, Pulizzi sale palla al piede, vuole compagnia a servire, vuole profondo il momento di Barbara, la palla è buona per il numero 2, ci vede anche Maniscalco, poi lontano la palla Chinnici che si impenna, ancora il numero 4, poi c'è la penna bianco, vuole passare su un uomo, passa con un po' di fortuna, poi pace, sterza, va profondo adesso a cercare Torres, la prende Palazzo, appoggia la Pulizzi che non sbaglia il controllo, va ancora Pulizzi, va dentro a cercare Maniscalco con una palla sbagliata. Fili Miceli va a profondo, la palla spizzata a cercare Maniscalco, deve proteggere quella palla, lotta il 10, lotta con Duli, gli passa avanti, poi torna addirittura pure Scalisi che la manda in rimessa laterale. Maniscalco va il cross in mezzo a cercare Pulizzi che salta, esce Sisè, la fa sua in presa sicura. Va Sisè, va profondo a cercare Torres, deve saltare e qui Cinà, la palla va larga a cercare Pene Bianco che comunque intelligentemente la lascia andare fuori e poi la tiene rimessa. Duli va profondo a cercare Torres, deve saltare Cinà, la prende il numero 5, la palla appoggiata, arriva lì Pace che la fa scomparire, poi Maltese va dietro la corso che scivola e la prende il numero 5, può fare partire adesso Ganci che sale per la piede, va profondo a cercare Maniscalco, palla un po' profonda per il numero 10, esce addirittura Sisè, la chiama, la fa sua e la prende con i piedi, prende e guadagna tempo per i suoi, il tempo passa, siamo 82. Ganci salta di testa, la raccolta di Scalisi, cade sul pallone, arriva lì Tricoli, poi c'è fallo in mezzo al campo da parte di Manina. Marino. Pace va a largo a cercare Pene Bianco, salta pure Barbara, la prende il 7, la palla impenna, la palla rimane là, la palla rimasta là, qui sbaglio, aspetta totalmente il tocco, voleva uscire lì Torres, la palla rimasta, Corso torna indietro, lo fa saggiamente a cercare Tricoli, Scalisi con le pressing, poi salta l'uomo, poi va a largo a cercare Manno, arriva lì Miceli con un buon intervento, adesso va a cercare Maniscalco, deve proteggere il pallone, vuole girarsi il 10 e guadagna rimessa, ma ci sarà cambio adesso. Non ci sarà cambio perché si continua a giocare, quindi si riparte con il possesso palla, San Giorgio Piana che vuole fare scorrere questi minuti che mancano alla fine di questa partita, sale palla al piede Chinnici, va profondo a cercare Pace che di testa la appoggia male, poi palla subito allontanata a cercare Maniscalco, deve correre, deve lottare il 10, poi si va dentro a cercare Sisè, il numero 1 la controlla e va subito largo da Tricoli, Scalisi di prima, cercare Manno, saltate prima di pressing, può salire il numero 2, si appoggia da Corso che va al cambio gioco, sbaglia, passaggio la prende Pulizzi, è costretto a indietreggiare, si appoggia adesso da Cinà, poi va a largo da Miceli, Palazzo vuole girarsi, forse ce la fallo, però ancora si continua a giocare, la palla è rimasta là, deve proteggere il pallone, perde il pallone dall'assalto di Scalisi, Torres manda avanti Maltese, ti vuole autolanciare, va ancora Maltese, è veloce, a tu per tu con Cascione, va Maltese, vuole il dribbling, steso a terra, poi arriva della Scalisi, realizza il gol del 3-1 che forse
chiude definitivamente la partita. Grandissima azione del numero 9 che ha dribblato Licascione, che l'ha steso. Vantaggio assegnato al direttore di gara, che è stato intelligente qui a dare il vantaggio. È arrivato poi l'Iscarista a chiudere forte, a inseccare la palla sotto la traversa. E realizzare il gol del 3-1 e forse chiude la partita. Barbara va da Polizzi, trova centralmente il neoentrato con la numero 18, si tratta di Gangiullo che va subito largo. Genillo vuole la palla avanti, palla che torna indietro dalle parti di Cinà, che di fine anzi che va all'esso centrale, quella spazzata dall'altra parte, raccolta dall'entrato miliziano che va a profondo, poi proteggere il pallone, ma c'è il fallo di... anche del neoentrato con la numero 19, si tratta di Graziano che fa fallo su Gangiullo. Poi c'è il tocco sbagliato da parte di Zerillo, Zerillo. Zerillo, palla a piede, sale il numero 16, trascina la palla avanti, vuole la giocata, non c'è fallo sulle numero 17, si tratta di Manno, poi la palla finisce sulle parti di Sisè che la controlla, poi va a profondo il numero 1, lì c'è solo Zerillo che la appoggia di testa, va a profondo, ma lì ci prende solo Scarisi, va ancora il numero 6, Manno, c'è fallo in mezzo al campo, fallo preoccupato da Visconti. Pace, Chinnici va adesso a cercare il numero 19 che vuole la giocata, passa con il numero Graziano, va ancora Graziano, può puntare, adesso larga e pallone a cercare Miliziano che vuole andare il 13, lotta con Barbrava, ancora il 13, passa Miliziano, entra nelle di rigore, ancora Miliziano cade, non c'è il secondo direttore di gara, la palla rimessa dal fondo. Palla profonda, palla troppo forte per raggiungere il compagno, lì c'è l'intervento di Visconti che torna indietro, lo fa da Manno, la palla è uscita però per il numero, a cercare il numero 2, si ripartirà con rimessa verde che ha poco tempo per abbozzare un tentativo di rimonta, quando siamo ad 88 e 20, cambio, esce proprio quella maglia numero 2, Manno, e prenderà il suo posto col compagno, penso si tratti... Adesso andiamo a vedere di chi si tratta, si tratta con la maglia numero 14, si tratta di Pizzo. Zerillo allontana il pallone avanti, dove cercare i compagni, lì c'è Tricoli che può proteggere il pallone. La palla va direttamente fuori.
Sisè allontana il pallone dalle parti laterali del campo. La palla finisce sulle parti di Scalisi che va di prima al profondo a cercare i compagni. Bella giocata a cercare Miliziano che sbaglia poi il controllo. La palla si impenne in mezzo al campo. C'è la giocata da parte di Mando che sale a palla piede 17 e vuole puntare su tutti quei uomini. Poi torna alla fine il compagno. C'è fallo però ai danni di Mando. Siamo ora entrati al 90° minuto di gioco. Vediamo quanto segnerà il direttore di gara di recupero e quanto si giocherà ancora. Cinque minuti di recupero segnati dal direttore di gara. Si giocherà fino al 95. Calcio di posizione profondo, tagliare Adriano Gores, la prende Sisè, sicuro la fa sua, cade a terra e protegge il pallone. Invita i suoi a salire, poi va a largo da Chinnici, la controlla il numero 4, va profondo a cercare Pace, la controlla, va dentro a cercare Graziano, poi girarsi il numero 19, va dall'altra parte con l'esterno, la palla raccolta per lo Zerillo che sale a palla al piede, vuole mandare avanti per Ganci, c'è la scivata qui di Tricoli che con la garra incita i suoi. Manno sbaglia l'appoggio dalle parti di Zerillo e il tempo passa, siamo 91-20. Pace, c'è l'anticipo di Polizzi, sale per la piede, possibile contropiede, sono superiorità numerica, parte Polizzi per la piede, allarga il pallone, lo fa da Ganci, sale per la piede, Ganci vuole sterzare 2 volte, poi murato da un compagno, poi trova Manno che non è in posizione di fuorigioco, poi palla allontanata, sarà calcio d'angolo. Contropiede sono gestito anche un po' male qui da parte del numero 11 che poteva fare molto meglio lì Ganci, poteva anche servire Polizzi di Morchio. Calciando un coperturo subito corto, cross sul secondo palo, cercare dalle parti di un compagno eccessivamente Duri che allontana, Graziano la mette fuori, palla mondata avanti, poi Zerillo tira in porta, bel tiro, bella conclusione, palla si spegne sul fondo. Sisè va a profondo il numero 1 a cercare i compagni, va dalle vie laterali, bello con l'appoggio di petto a cercare Visconti, poi si torna indietro dalle parti duri, arriva Sisè che l'allontana come può il numero 1, cercare Graziano, saltato vicino, poi la Polizia la prende, ancora Polizzi, scambia, vuole andare il numero 8 profondo, ci cade Polizzi, vuole passare, arriva Duri, la palla è sporcata, l'ultimo tocco di Polizzi che si diventa col direttore di gara, hai rischio rosso qui Polizzi, devi stare attento. Palla profonda, cercare Graziano, si gira il 19, vuole andare da Torres, vuole scaricare ancora il 19, non passa, palla subito recuperata, Polizzi sale a palla a piede, non si è concretizzato il vantaggio perché c'era fallo sul Gangiullo. Polizzi un e 20 da giocare. Gangiullo va al cambio gioco a cercare Zerillo, la controlla il numero 16, guarda avanti, vuole compagnia servire, va profondo, vuole il cross, salta ancora Sisè, la blocca e la fa sua. Sisè va profondo,
salta qui Mando, poi la palla si impenna, la palla finisce da Visconti, c'è fallo in mezzo al campo per il San Giorgio Piana che guadagna metri e finirà la partita in zona offensiva. Scalisi, Pace di prima, palla adesso d'esterno, c'è ancora avanti Torres, voleva proteggere il pallone il 20, salta contro Fili che commette fallo, sono 94-40, dopo questo calcio di punizione la partita finirà. Calcio di punizione, ne mette 3 in barriera adesso Cascione. Andrà a battere Chinnici sul punto di battuta, va il numero 4. Ma Chinnici va col cross un secondo palo, cercare un compagno, poi rimane là, Cascione la para, poi la palla allontanata e finisce qua la partita. San Giorgio Piana espugna il campo di Teresini, il campo di Casa Partini Codace, vince per 3-1 e guadagna 3 punti importanti per la classifica, per accorciare lì sopra, per andare in testa in classifica. Lotte fonda per il Partini Codace, costretto ad arrendersi dalla furia delle giocatori in maglia nera. A nulla e poi è servita la lezione di Purizzi, poi altri 2 gran gol che hanno servito i suoi del San Giorgio Piana a vincere la partita. Io vi ringrazio per averci seguito da parte di Federico Serio e con una buona domenica e una buona settimana.